Cosa consiste l'iniziativa Una città a misura per tutti per fronteggiare l'emergenza caldo? La città a misura per tutti rispecchia la volontà dell'amministrazione di non lasciare indietro nessuno nell'affermazione dei diritti di cittadinanza e quindi con l'obiettivo di non avere nessuno escluso. Quindi sono una pluralità di misure che prevedono l'istituzione di uno sportello telefonico che è operativo 7 giorni su 7, dove i cittadini potranno segnalare delle situazioni di disagio e richieste di intervento tempestivo da parte del servizio sociale professionale. Inoltre sono previste misure in potenziamento dell'accessibilità, che è un diritto fondamentale di tutte le persone che sono in una condizione di disabilità, quindi è prevista l'accessibilità e quindi la presenza di figure e di operatori sociosanitari nel Golfo 1 e nel Golfo 7 di Cagliari per 2 volte alla settimana, e inoltre anche il potenziamento di un'attività che è stata portata avanti dall'amministrazione precedente, che era l'accoglienza e quindi la possibilità di accesso alla spiaggia per persone con disabilità grave e gravissima, con patologie neurovegetative, con una convenzione ulteriore che è stata messa a punto dall'amministrazione con lo stabilimento dell'aeronautica, quindi che garantirà la possibilità per queste persone di poter accedere alla spiaggia 5 giorni della settimana rispetto ai 3 precedenti. Inoltre sono previste una serie di misure che sono rivolte a coloro che versano in condizioni di grave marginalità adulta, quindi le persone senza dimora, cercando di superare le criticità che sono legate all'orario di apertura delle nostre strutture d'accoglienza con un'estensione oraria, ma anche la messa a disposizione di nuovi posti per cercare anche di dare una risposta tempestiva alle tante persone che rifiutano l'intervento per diverse ragioni e che dimorano nelle nostre strade cittadine. Nell'intento dell'amministrazione ovviamente non poteva mancare, anche visti i dati che sono stati divulgati dal Comitato per gli studi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi misure di sostegno ai minori e appunto alle famiglie che hanno un ISEE non superiore ai 10.300 euro, proprio per dare la possibilità e superare le grandi criticità che ci sono su queste misure in essere, che di fatto prevedono un anticipo delle risorse, quindi garantendo a tutti coloro che non hanno la possibilità di anticipare un diritto fondamentale che è l'accesso al mare, ma anche opportunità socializzanti, educative e ricreative per i minori, che per noi sono cittadini tutti uguali.